Aggressione in zona stazione a Padova, accerchiato e pestato un 37enne residente a Conegliano, le istantanee della violenza negli scatti dei residenti impauriti. Morti sulle strade nella Marca dall'inizio di agosto. Per il procuratore capo Martani l'andamento è decisamente anomalo, troppa imprudenza e priorità ai procedimenti per reati stradali. Ritrovata stamane a Padova la 27enne di Cittadella, scomparsa domenica mentre si trovava al negozio Ikea assieme a mamma e sorella. Ha passato una notte vicino all'ospedale, la fuga dopo un diverbio in famiglia. Il 3 agosto era stato ricoverato in ospedale a Vicenza dopo il rogo che aveva colpito la sua villa 90 padovana. In queste ore le dimissioni. Alex Zanardi è tornato a casa. Verona, Padova e Venezia sono tra le 15 città più care d'Italia, considerando i capoluoghi di provincia con più di 150.000 abitanti, lo dice l'Istat nella rilevazione mensile di agosto 2022. Non solo caro bollette a preoccupare le imprese, la mancanza di lavoratori specializzati, l'allarme della CNA, urgenza nei settori metalmeccanica e elettromeccanica. Alluvione nelle Marche, 54 volontari da tutte le province e numerosi mezzi, il primo contingente della Protezione Civile del Veneto già in azione a Senigallia. Buonasera e ben ritrovati. Dunque questi titoli di oggi, ma in primo piano l'autonomia. Noi il sondaggio che vi vogliamo proporre è proprio questo, autonomia. Ma ci credete ancora? Se siete d'accordo, quindi ci credete, componetelo 0422162691. Se invece non ci credete più, allo 0422162690 l'esito di questo sondaggio questa sera nel corso della nostra trasmissione Ring. Ed ora siamo invece alla cronaca, nuova aggressione in zona stazione a Padova, ferito un passante, un 37enne residente a Conegliano, accerchiato da un gruppo di nordafricani, le istantanee della violenza negli scatti dei residenti impauriti. Steso a terra al volto, una maschera di sangue, attorno qualcuno che passa e guarda e non fa nulla. Sono le 21:30 in Corso del Popolo a Padova, a pochi passi dalla stazione. Lunedì sera un uomo appena uscito dallo scalo ferroviario si era fermato in un kebab per mangiare un panino ed è stato aggredito da un gruppo di stranieri. Le foto sono state scattate da un residente della zona che ha allertato le forze dell'ordine. Le urla e la lite violenta è degenerata fino al punto che uno degli aggressori ha colpito al volto l'uomo con un coccio di bottiglia, lasciandolo tramortito a terra. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto c'è stato il fuggi generale mentre i militari prestavano soccorso al ferito. Una rissa tra stranieri per futili motivi, ma in questa zona di Padova sono frequenti, riferisce un residente che però preferisce non parlare ai microfoni per paura di ritorsioni. All'esterno del locale ci sono spesso bivacchi, soprattutto nelle ore serali, denunciano i residenti, e qualche professionista che lavora in Corso del Popolo. Al momento non ci sono denunciati. Il ferito, anche lui di origine straniera, è stato curato in ospedale per le ferite. Solo 48 ore prima, in via Avanzo, dall'altro lato della stazione, il titolare di un fast food etnico e il suo dipendente erano stati presi a mazzate da due bengalesi che volevano ancora alcol e cibo e i soldi della cassa. I due sono stati arrestati. Ed ora nel Trevigiano sono 20 i morti sulle strade della Marca da inizio di agosto, un andamento anomalo, lo definisce lo stesso capo procuratore di Treviso. C'è molta imprudenza e impazienza alla guida, dice ai nostri microfoni, assicurando che nonostante le carenze in organico darà massima priorità ai procedimenti per reati stradali. Questa situazione di carenza di personale non si ripercuote sui casi più gravi, quindi tra questi c'è chiaramente i casi più gravi di criminalità comune, i casi più gravi di criminalità economica e i reati stradali, in particolare quelli di un omicidio colposo, lesioni gravissime, ma anche i decreti penali per guida in stato di ebbrezza. Nonostante la carenza di personale, l'impegno del capo della Procura trevigiana è quello di dare la massima priorità ai procedimenti per reati stradali, più che un'emergenza, un fenomeno vero e proprio. Troppo sangue sulle strade della provincia. Tra agosto e settembre la Marca ha già pianto 20 vittime. Il dato oggettivo rimane quello appunto dell'anomala incidenza nella provincia dell'infortunistica stradale mortale o comunque gravissima. Non credo che il fenomeno possa essere contrastato con l'inasprimento delle pene, che già sono piuttosto alte, ma si tratta di lavorare sulla sensibilizzazione, sulla prevenzione, cominciando magari dalle scuole con i giovani e facendo capire che bisogna stare attenti
quando si esce a cena, quando si esce fuori, a non bere troppo prima di mettersi alla guida. Alcol che resta un'amara costante. Solo nella notte a Castelfranco Veneto i carabinieri hanno fermato un quarantenne completamente ubriaco con valori 4 volte quelli di legge, ma l'alcol è solo un fattore tra i tanti. Imprudenza e impazienza, dice il capo procuratore, sono molto diffusi tra i trevigiani. Una cosa che ho notato, questa è una cosa che ho notato personalmente, qui viaggiando in auto per Treviso, nella zona, mi è parso che ci sia una quantità di soggetti che utilizzano il clacson, per poco e per niente, se solo davanti a loro qualcuno rallenta, perché magari, come capita a volte a me, non è pratico della zona e ha bisogno di controllare meglio la segnaletica. C'è una forma anche che denota una forma di impazienza e di voglia di velocizzare, di andare forte. L'appello è duplice alle istituzioni ma anche ai media perché si promuova una svolta culturale e agli automobilisti, soprattutto ai più giovani. Più che un appello è una considerazione. Le conseguenze di un incidente stradale gravissimo mortale segnano una persona, anche chi sopravvive lo segnano per la vita, e quindi quando si mette alla guida bisogna pensarci, perché il veicolo può diventare un'arma mortale. Ed ora una buona notizia: è stata ritrovata in centro a Padova la ragazza di 27 anni di Cittadella scomparsa mentre era in un centro commerciale con la famiglia. È stata ritrovata questa mattina Mariam Zawak, la ragazza di 27 anni, scomparsa domenica pomeriggio mentre si trovava nel negozio Ikea di Padova. La giovane di origine marocchina, residente a Cittadella, era lì con la mamma e la sorella. Ad un certo punto le due donne l'hanno persa di vista e Mariam è scomparsa nel nulla. La 27enne è stata ritrovata in centro storico a Padova, vicino ai giardini dell'Arena. Nei minuti seguenti la scomparsa era stata allertata la vigilanza del punto vendita della catena svedese ed erano stati perlustrati l'interno e l'esterno della struttura. I carabinieri e i vigili del fuoco avevano attuato il piano ricerche coordinato dalla prefettura e all'orario di chiusura erano intervenuti anche i cani molecolari specializzati nel ritrovamento delle persone scomparse. I pompieri avevano addirittura perlustrato anche il laghetto vicino all'area commerciale. La ragazza sta bene, è stata subito portata in caserma dai carabinieri per ricostruire le ore della sua scomparsa. Dalle prime informazioni si sarebbe allontanata volontariamente dopo un diverbio familiare e avrebbe trascorso la notte all'addiaccio nei pressi dell'ospedale. È ritornato nella sua casa di Noventa Padovana l'atleta paralimpico e conduttore televisivo Alessandro Zanardi dopo 2 mesi e mezzo in ospedale. Alex Zanardi è stato dimesso dall'ospedale San Bortolo di Vicenza e ha fatto ritorno a casa a Noventa Padovana. Il 19 giugno del 2020 era rimasto vittima di un terribile incidente in handbike contro un camion sulle colline senesi. Dopo 76 giorni di ricovero all'ospedale Berico, il ritorno a casa del campione. Il ricovero era avvenuto il 3 agosto scorso, subito dopo l'incendio alla sua villa di via De Gasperi, dato che era concreto il rischio che le fiamme e il fumo avessero danneggiato i macchinari utilizzati dal campione per restare in vita. Il rogo era stato provocato da un surriscaldamento dell'impianto fotovoltaico. Verona, Padova e Venezia sono tra le 15 città più care d'Italia, considerando i capoluoghi di provincia con più di 150.000 abitanti, lo dice l'Istat nella rilevazione mensile di agosto 2022, ma è un trend in crescita che prosegue dall'anno scorso. Osservando l'indice da agosto 2021 ad agosto di quest'anno, la classifica indica un più 9,7% a Verona, seguita da Padova con un più 9,1% e da Venezia con un più 8,6%. Tra i capoluoghi con meno di 150.000 abitanti, Vicenza registra più 9% e Treviso un più 8,8%. Analizzando i capitoli di spesa, Treviso e Venezia registrano variazioni simili. Le spese energetiche sono schizzate a più 76,1% a Treviso e più 75,2% in Laguna. Nella ristorazione rispettivamente più 6,2% e più 5,2% per quanto riguarda i prodotti alimentari, invece più 11% a Treviso e più 10,5% a Venezia.
Ed ora Padova e provincia, servono migliaia di lavoratori specializzati, lo dice la CNA, non solo nel turismo ma in particolare nella metalmeccanica e elettromeccanica. Operai specializzati cercasi. Tra il padovano e l'Orodigino ne mancano oltre 1000 nei settori della metalmeccanica e dell'elettromeccanica. La carenza di personale non c'è solo quindi nella ristorazione, nell'alberghiero e nell'edilizia, dove sono altri 1000 gli addetti mancanti, o i 300 autisti di mezzi di trasporto. Noi come imprese siamo pieni di lavoro, ma manca proprio quella qualità, quella ricerca del personale qualificato che chiede oggi il nostro mercato. L'artigiano di una volta non è più quello di una volta e quello di oggi richiede sempre figure più professionali. Si aggiungono altri 600-700 collaboratori nel comparto della meccatronica e meccatronica intendo impianti idraulici, impianti elettrici, pompe di calore, energie rinnovabili, dove poi con l'aiuto dei superbonus 110 e quant'altro ha avuto una spinta molto importante. Dal 2010 la CNA porta i ragazzi delle superiori a conoscere le aziende artigiane. Forse anche per questo motivo in quest'anno scolastico c'è stata una crescita di iscrizioni a istituti tecnici e professionali. Oltre 20.800 alunni sono iscritti quest'anno, in questo anno scolastico 22-23, a percorsi tecnici e professionali, una sorta di boom, di crescita. Lei, da esperto del settore, come se la spiega? La spiego perché i ragazzi hanno una grande capacità sull'ambito, anche sui computer, sui software, che hanno una grande manualità. Infatti, come diceva il mio presidente, oggi come oggi il lavoro è visto molto tecnologico. Nel caso degli studenti più piccoli, quelli delle medie, sono gli artigiani ad andare a raccontare cosa fanno, e i ragazzi spesso commentano così. Ed è molto bello perché dicono che non è stata una gita, ma è stato un momento veramente importante, perché hanno scoperto una cosa molto bella, il mondo del lavoro. Ed ora la corsa alle politiche del 25 settembre. Il senatore Adolfo Urso, candidato di Fratelli d'Italia, rilancia il tema dell'autonomia. Dopo 10 anni saremo noi a realizzarla, sarà un'autonomia fatta in una logica unitaria. Oggi possiamo dire a questo territorio, al nostro Veneto, che l'autonomia la realizzeremo noi, insieme al governatore Zaia. Il senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso dalla Marca Trevigiana ribadisce la volontà del suo partito e di Giorgia Meloni di realizzare l'autonomia che nessun governo in 10 anni, dice, è riuscito a portare avanti. Ha detto e ha messo la sua garanzia che realizzeremo l'autonomia insieme al presidenzialismo, alla riforma dello Stato, e lo faremo in fretta perché questa terra da troppo tempo l'ha atteso. Un progetto, quello dell'autonomia, che andrà preso nuovamente in mano. Va coordinato anche con le richieste fatte da altre regioni che sono difformi rispetto a quello del Veneto. Sarà un'autonomia responsabile, differenziata secondo le esigenze del territorio, in una logica unitaria che noi garantiremo. Poco tempo fa il ministro Gelmini aveva assicurato che la legge quadro sull'autonomia è pronta e che spetterà al prossimo Parlamento votarla. Un passaggio che, assicura Urso, non rallenterà l'iter della riforma, che vedrà la luce dopo l'approvazione della nuova legge di bilancio, perché, evidenzia il senatore, la prima emergenza è quella economica. Una volta riattivata la crescita, superata l'emergenza delle prossime settimane, noi metteremo mano da una parte alle riforme istituzionali, quindi anche alle riforme dello Stato, della giustizia, cosa importante anche per le imprese e per le famiglie, e dall'altra all'autonomia. L'autonomia sarà veloce. Quando ci ripresenteremo qui per le elezioni regionali, noi questo patrimonio vogliamo consegnarlo agli elettori. E sull'autonomia interviene anche il segretario del Partito Democratico Enrico Letta. Ho fatto tanta campagna elettorale a nord e al sud, l'unico che dica che l'autonomia differenziata è il principale problema del paese è il presidente del Veneto, Zaia. Ho incontrato tanti imprenditori, artigiani, commercianti che mi hanno parlato di bollette che crescono, di cuneo fiscale e di tasse che sono eccessive. Mi hanno parlato di queste cose. Noi siamo per sederci al tavolo e discutere di come applicare quell'articolo della Costituzione, ma sapendo che oggi la priorità per gli italiani, conclude il segretario Dem, è far calare le bollette elettriche, dare lavoro, dare risposte a problemi che sono essenziali per la vita delle persone. Ed ancora autonomia, l'autonomia noi la faremo, è la nostra priorità, è chiaro il senatore Andrea Ostellari che punta il dito contro chi è contrario. Questo è un ragionamento che noi dobbiamo fare in maniera molto seria, che abbiamo fatto noi come Lega, certo, ma perché siamo evidentemente capaci di
convogliare quelle che sono le istanze del popolo veneto. Noi l'autonomia la faremo e per noi l'autonomia è una priorità. Su questo non ci sono dubbi. Il cavallo di battaglia da sempre della Lega rimane una necessità. Lo hanno scelto i cittadini dopo il referendum. A chi è contrario al modello autonomia del Carroccio, il senatore risponde. Attenzione che il tema autonomia non significa allontanarsi da qualcosa, non significa non essere disponibili a far crescere anche altri, significa maggiore responsabilità dei nostri amministratori e quindi a favore dei nostri territori, e significa anche e soprattutto una migliore capacità di governo. Sul raduno della Lega il senatore sottolinea la massiccia affluenza dei militanti soprattutto dal Veneto che hanno invaso Pontida, mentre sulla questione relativa a qualche malumore all'interno del partito il senatore taglia corto. Il riferimento era relativo all'assessore regionale Roberto Marcato che per la prima volta non è salito sul palco. Io ho tutto questo mal di pancia che dovrebbe arrivare dal Veneto leghista, questo non lo vedo. Se poi qualcuno era nel Prato, non ha visto il messaggio, io ho letto anche questo stamattina, qualcuno non ha letto il messaggio di invito a salire sul palco perché era impegnato a salutare i militanti, non chiedetelo a me, l'avete già chiesto a Marcato e evidentemente quindi non ha visto, non lo so cosa sia successo, ma francamente interessa poco a me, interessa poco anche ai militanti, ai veneti, ai leghisti che erano lì e hanno visto le immagini di un Prato strapieno. Ultimi giorni insomma di campagna elettorale, i partiti si confrontano sui temi dei loro programmi. A Tutto Mattino Carlotta Toschi di Alternativa per l'Italia ha parlato di politiche per la famiglia. Candidati nella circoscrizione Veneto 1 nei collegi plurinominali della Camera e Senato, il partito Alternativa per l'Italia di Mario Aldinolfi, del Popolo della Famiglia, e Simone Di Stefano, ex vicepresidente di Casa Pound, punta la campagna elettorale sui temi della famiglia tradizionale. Il reddito di maternità è stata una proposta politica del Popolo della Famiglia, quindi già deriva dal DNA di Mario Aldinolfi, è stata contenuta e presentata all'interno del programma delle elezioni del 2018, deliberata poi con una formula di disegno di legge di iniziativa popolare nel documento politico conclusivo della Croce di Camaldoli sempre nel 2018. Che cos'è il reddito di maternità? E prima di tutto partiamo da una lettura del testo di disegno di legge, così come denominato in Corte di Cassazione. È un'istituzione di un'indennità delle madri per le madri lavoratrici nell'esclusivo ambito familiare. Si costituisce l'indennità di maternità per le mamme lavoratrici all'interno della famiglia, che è un'indennità pari a 12.000 euro annui netti, privi di carichi fiscali o previdenziali, è riconosciuta su richiesta da avanzare al comune di residenza alle donne mamme cittadine italiane. Tra le altre proposte un sostegno alle persone invalide. Assolutamente un innalzamento del tetto minimo pensionistico a 1.000 euro per quanto riguarda i disabili e gli anziani. Ecco, ricordiamoci di quello che sono le nostre radici, cioè i nostri anziani attualmente vivono in condizioni di fortissima indigenza, anche questo lo vediamo quotidianamente nei titoli di giornale. In Italia vediamo che ci sono disabili di serie A e di serie B perché le leggi in riferimento alla disabilità variano anche da regione a regione. Ultimamente ho avuto modo di ascoltare più disabili sparsi un po' e là per l'Italia, vedo delle differenze importanti, tanto da portare a una vera e propria discriminazione. L'essenzialità dell'aumento del tetto minimo pensionistico anche per quanto riguarda la disabilità è una questione veramente semplice, essenziale, che permette al disabile una vita più dignitosa. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, parliamo del disastro alluvione nelle Marche, già operativi gli uomini della Protezione Civile del Veneto inviati per dare aiuto, le parole dell'assessore regionale Bottaccin.
Sono parecchie decine i volontari della Protezione Civile del Veneto che sono operativi nelle Marche a seguito dell'alluvione. In modo particolare abbiamo una sessantina di volontari che sono a Senigallia con 39 mezzi, di cui 13 sono autocarri e 10 macchine operatrici. Sono partite 7 squadre, una per ogni provincia del Veneto, che ovviamente stanno lavorando insieme. Inoltre da alcuni giorni sono operativi anche volontari della Protezione Civile dell'ANA, in parte partiti dalla provincia di Belluno, in parte dalla provincia di Verona e da altri territori del Veneto, che stanno operando in questo caso invece nell'entroterra delle Marche. E quindi la squadra del Veneto sta dando tutto il supporto che c'è, naturalmente è stato richiesto dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, li ringraziamo. E devo dire che fin da quando c'è stato l'evento noi come Veneto abbiamo dato la disponibilità al capo dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio di intervenire e poi ci sono state delle attivazioni successive e da ultimo nella giornata di ieri sono partite appunto queste ultime squadre provenienti da tutto il Veneto. Sport in festa a Rosà, 400 bambini, tutte le associazioni sportive rosatesi e tanto divertimento. Sport in festa e così è stato. La giornata conclusiva della rassegna settimanale organizzata dal Comune di Rosà sullo sport e sull'attività fisica è stata appunto un successo, anzi una grande festa. Oltre 400 bambini hanno riempito Parco delle Rose insieme alle associazioni sportive rosatesi per un pomeriggio di divertimento che ha raccontato tutta la voglia di ripartire, tutto il desiderio di andare avanti. Noi ci auguriamo che questa domenica e questo successo siano d'auspicio per questo nuovo anno, con nuove iniziative per i nostri ragazzi e per le nostre famiglie. Quindi una ripartenza importante per Rosà in questa giornata di sole e in questa settimana ricca di eventi, la festa dello sport sul serio, nel senso l'obiettivo raggiunto. Sport di ogni tipo per tutti i gusti e tutte le età e oltre a questo anche stand informativi e la partecipazione di Irigem, l'ente di formazione professionale che ha schierato in campo la sua squadra di trucca bimbi e acconciatrici per rendere tutto ancora più spettacolare. Vedere anche i genitori stessi si esaltano a vedere questo entusiasmo da parte dei bambini. Penso che sia una delle cose migliori dopo la pandemia vedere questo successo, vedere questa folla di bambini che hanno partecipato oggi qui a Rosà, al Parco delle Rose, alla festa dello sport. Un evento che si inserisce in una visione ampia di Rosà, città dello sport, proprio come sta già avvenendo per il progetto Bicipolitana. Un percorso che mette in rete tutti i comuni del comprensorio, Bassano, Carpigliano, Tezze, e che naturalmente è come il punto di riferimento per quanto riguarda la messa in rete delle piste ciclabili e la congiunzione dell'intero territorio. Non perdetevi questa sera la nostra trasmissione Ring alle 21:15, ospite Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle, poi l'onorevole Sara Moretto, Azione, Italia Viva, Gianangelo Boff della Lega, Enrico Cappelletti, Movimento 5 Stelle, Alejandro Seda Torres, Alleanza Verdi Sinistra, poi alle 22:30 Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, e Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Bentrovati al meteo. È sempre l'anticiclone delle Azzorre a garantire una giornata di bel tempo sul nostro territorio. Vediamo il dettaglio di mercoledì 21 settembre. Sul Veneto sarà asciutto e stabile con tanto sole e cielo sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Qualche addensamento specie nella prima parte della giornata ma senza conseguenze. Temperature stazionarie o in contenuto calo, minime tra 9 e 15 gradi, massime invece comprese tra i 18 e i 21 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo poco nuvoloso, possibile una maggiore nuvolosità in corrispondenza dei rilievi, ma innocua.
Temperature minime sui 10-14 gradi, massime intorno ai 20-21 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Avremo locali foschie o nebbie sulle valli alpine al mattino, ampio soleggiamento a seguire. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 20-21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.